oggi c'era una fiaccolata di solidarietà per Maria Cizia, che il 3 di giugno avrà lo sgombero forzato se non si trova un accordo con l'acquirente. Ci stiamo chiedendo dove erano i macomeresi, perché la loro presenza era veramente poca. Sappiamo che qua ci saranno 200 esecuzioni a Macomer, quindi sono tutti quanti nella stessa situazione di Maria. Ci chiediamo quello, perché non sono solidali. Ci dicevi prima, Roberta, che ci sono 7.000 esecuzioni in Sardegna? Sì, 7.000 esecutati. Ci saranno 7.000 esecuzioni. Una situazione allucinante. È assurda, è veramente insostenibile, perché saranno 7.000 famiglie in strada. Lei arriva da Oristano, è venuto a manifestare solidarietà per Signora Maria, abbiamo appena finito la fiaccolata, ma Macomer non ha risposto a questo invito per solidarizzare. Sono veramente mortificato nel vedere questa indifferenza da parte di tanti commercianti, tanti imprenditori che conosco di Macomer, e non vedere questi amici, queste persone che sono praticamente conoscono le situazioni qui a Macomer, perché sappiamo bene che ci sono oltre 200 esecuzioni immobiliari, e mi ha veramente lasciato allibito, no? Nel fatto che siamo purtroppo tutta gente di fuori, da Sassari, Oristano, Cagliari, Macomer, 2 persone. Sono restato veramente, cioè dico, ma ci sarà gente di Macomer? No, non c'è nessuno. Sapendo una situazione industriale, una situazione commerciale che purtroppo è critica, che può capitare a tantissime persone come residenti qui a Macomer, un po' di solidarietà per Maria ci doveva essere. Si è appena conclusa la fiaccolata di solidarietà per Signora Maria, lei è di Macomer, sì. Pochissimi macomeresi oggi. Sì, purtroppo la gente è presa dalle sue cose, stiamo togliendo questa freddezza perché quasi che stiamo facendo l'abitudine a queste tragedie, è brutto anche dirlo, però stiamo quasi abituandoci a queste tragedie e voltiamo il capo dall'altra parte. Quasi come se non ci interessasse, invece in realtà Macomer è assolutamente interessata. Interessarci ci interessa, però ripeto, ci stiamo quasi abituando, quindi vogliamo venirne fuori, starne fuori, non venirne fuori, starne fuori proprio. È una situazione, non so come definirla, se di totale indifferenza o un'indifferenza provocata, diciamo così, perché da tutte le situazioni, io non voglio giustificare perché una cosa del genere non si giustifica.